Salute tricco a tutto canto, so. Questa guerra che siamo facendo in difesa della Saida. Bisogna di comprendere che l'ambiente è una risorsa manna. Non è solo una bellezza del suo campo, del suo luogo. Che uno può tenere ritmi in acqua questa bellezza se non ha per uno profitto. Bisogna di fare in modo che l'ambiente sia una risorsa economica, può narrare sul latte, sul caso, sulle cose che viene da un pascolo franco, da un pascolo sano, costa di pruso. Dobbiamo fare in modo in Sardegna che l'ambiente produca un bene economico e questo è importante per non lo rovinare. Ma spesso tu hai compreso che i Saida battono un pacco di sporo, di sporonzo, e te potremmo fare in questa guerra contro questo potere il manno, delle multinazionali, della politica. Non va forza che potta a che sperde questa guerra una ida. Non lo conta la storia di tante idas che si sono ribellate a questa imposizione e hanno visto, per esempio Orgosolo e altre, che non si inge chi sa legge, che la legge potesse essere scurrizzita da questo potere il manno. Noi andiamo e non sponiamo in terra e non simboliamo e non bene che incominciano il travaglio per uno. Saida ha diritto di difendere il suo sarto suo. Vinza sul sumere di uno pascolo. Non può tenere su pascolo il mio, sa anche il mio abbiacco su che mi pare. È vero, tu mi puoi fare che su che ti pare, ma non puoi espondere un'industria inquinante che ne soffre Saida in trea. Dunque è Saida che difende sul sarto suo, sul terreno suo. E il suo proprietario non ha diritto di hacker danno a Saida. In questo senso, a Pompiate, non va meglio, Saida inga sempre, basta di lo kerrere. E tenete profeta Saida. Pare che una pala rennata 1 milione e mezzo, 2 milioni. A uno di Sardegna viene, a chi era lo 0,5%, a chi era su 15%, siamo sei danni di nuda. Questo al multinazionale, se non si sono colline su lucco, non sono furande vinza su sole e su vento. Chi parea che non veniva bene a non lurare. E dunque non va potere forte che Saida. Dobbiamo guerrare e non va dubbio per uno, non va duda chi Saida perda, Saida inga sempre. Dobbiamo guerrare e si chiamo a guerrare. Buon saluto, grazie.